Dai. Come è bello il calciomercato di Napoli, ci sta proprio Ciucciarella. Ma chi ce l'ha fatta fa? Alla Ciucciarella, chi ce l'ha fatta fa? Uè, buonasera a tutti da Napoliello 87 e forza Napolès. Allora, sono qui oggi con voi, amici miei, per le notizie di calciomercato di oggi. Partiamo subito con il nostro Napoli, partiamo subito con il nostro amato Napoli, con James Rodriguez. Tutti aspettiamo l'ufficialità, tutti aspettiamo qualcosa dal giocatore, qualche notizia, aspettiamoci qualcosa di nuovo da James Rodriguez. Tutti vorremmo la firma sul contratto, l'ufficialità di un giocatore come James. Ave Maria, speriamo che ci sia l'ufficialità. Però qui c'è delle notizie molto importanti, voglio, cioè che non piaceranno di sicuro a tutti noi. Dalla Spagna pericolo atletico per il Napoli. Simeone vuole James. Anche l'Atletico Madrid è sul giocatore, non è una bellissima notizia. Il matrimonio tra James Rodriguez ed il Napoli non si è ancora celebrato e le sorprese possono ancora accadere. Cornader, speriamo che no. Ciucciari, comincia a toccare un cielo. Portiamo un po' di fortuna perché non si sa mai, Non si sa mai, Speriamo che no, perché questo ci serve come un Panames. Così, data l'incertezza del momento, altre società sono pronte a farsi avanti. Secondo Onda, l'Atletico Madrid sarebbe pronto ad inserirsi e a convincere James ad accettare la corte di Simeone. La Juventus per il momento resta a guardare, cioè si mette là da parte e vede un po' come si muovono Napoli e Atletico. Anche che questa cosa a campo puzzano poco, perché ci stanno sempre a mezzo i Juventini, sempre a Juve a mezzo. Tutta la dirigenza si facesse un po' che cazzo sogno, ogni tanto, cioè non se, ma ogni tanto per fate un po' mi sembrate la Juve, la Juve mi sembra il mercoledì in mezzo alla settimana, sta sempre nel mezzo, fate un po' che l'affare tuoi, state a casa tua. I bianconeri si erano fatti avanti con il colombiano negli ultimi mesi, fiutando il possibile affare, ma nelle scorse settimane non sono apparsi così decisivi da tentare di far saltare il banco. Al momento la vecchia signora si limita a rimanere alla finestra. Per il momento rimane lì. Come vi ho detto, su James Rodriguez c'è anche l'Atletico Madrid. E questa cosa non è bella, non è positiva, perché l'Atletico Madrid di sicuro ha molti più soldi di noi e volendo potrebbe pagare l'intero importo per il Real Madrid, diciamo l'intera clausola per il giocatore. Invece noi vorremmo pagare, mi sembra, 10 milioni ora e poi il resto al riscatto del giocatore. Vorremmo riscattarlo dopo con 40 milioni, mi sembra, 10 ore e 40 dopo, 30, una cosa del genere. Invece l'Atletico, se vorrebbe, invece ci avrebbe anche tutta la somma per darglieli al Real e si potrebbe accaparrare il giocatore, si potrebbe prendere il giocatore, perché ovviamente il Real, se tu gli dai soldi, un giocatore te lo porta subito, te lo dà subito, perché secondo, come sappiamo, il Real l'ha messo sul mercato, ha messo Rodriguez, cioè non lo ritiene un giocatore da Real, era in banchina lì a fare la muffa. Ovviamente ci sono altre squadre interessate, il Napoli, ovviamente il nostro Napoli è molto interessato, come noi tifosi siamo ancora più interessati che viene al Napoli. Però ovviamente ora c'è questo Atletico Madrid in mezzo che rompe scatola, la Juve alla finestra, si mette un balcone a guardare cosa succede. Non stiamo mai tranquilli. Speriamo che James, il giocatore, sarebbe disposto ad andare al Napoli. Magari Ancelotti l'avrà convinto di questo progetto, di tutto, e accetterebbe il Napoli di fronte anche a un'offerta dell'Atletico Madrid. Attenzione anche all'ingaggio che gli può proporre l'Atletico Madrid, perché se gli dà un ingaggio alto la vedo veramente dura. Dobbiamo solo incrociare le dita e spera bene che ci vada tutto bene, che James viene a Napoli, James, stiamo a sentire a me, perché qui puoi diventare un campione e noi tifosi ti ameremo subito dal primo giorno e ti portiamo così, come è stato con tutti i giocatori che sono venuti a Napoli importanti, Cavani, Lavezzi, Higuain, più ne hai e più ne metti, Quagliarella, Dennis, tutti quelli che erano importanti per questo Napoli.
lo stesso nostro capitano Marek Hamsik, che ha fatto storia qui a Napoli. Ogni pezzo importante di Napoli l'abbiamo portato sempre così noi a Napoli. Se vieni qui sarai un re praticamente per il nostro Napoli. Parliamo invece di un'altra squadra, ragazzi, della Fiorentina, che non molla la pista dei Rossi. Allora, la Fiorentina, dopo il dietrofront di De Rossi, non ha intenzione di farsi da parte. Pradè sta continuando a spingere con l'ex Roma per convincerlo a trasferirsi a Firenze per la prossima stagione. Ovviamente non è convinto tanto del progetto della Fiorentina De Rossi, e ci credo, perché la Fiorentina non è che sia messa così bene. L'anno scorso, no, è quest'anno appena finito, ha lottato per salvarsi, si è salvato proprio con un soffio, a culo, diciamo, con un biscotto, come dice sempre, a zuppata, se la mangiata insieme a Genoa. Una partita un po' lascia perdere. Fa ricordare anche l'Italia, la nostra nazionale, la Polonia, che due chiavi. Cioè, De Rossi sarebbe un ottimo acquisto per la Fiorentina se andrebbe in porto, se andasse in porto, perché comunque ha tanta esperienza e secondo me almeno un altro anno lo farebbe da top. A mio avviso, nella Fiorentina ce lo vedrei molto bene. Ovviamente la Fiorentina dovrebbe trattenere anche i top se vorrebbe formare una squadra per magari impensierire altre squadre, per lottarsi almeno un posto in Europa League, perché in Champions League la vedo molto dura con le squadre che ci sono lì su, perché si sono rinforzate veramente tanto. Mettiamo le prime tre, Juve, Inter e Napoli, che sono molto più su di queste qui. Però per un posto in Champions League ci sarebbe Roma, Milan, e la Fiorentina, se prenderebbe uno come De Rossi, terrebbe Veretù, e acquista, cosa difficile perché Veretù, da quando so, è sul mercato e non penso che lo tratterrà alla Fiorentina. Un'altra partenza possibile può essere quella di Chiesa, per questo vedo molto difficile una Fiorentina che punterebbe in Champions League, magari rifacendosi una squadra per bene, con un inserimento di De Rossi potrebbe almeno lottare per un posto in Europa League. Questo è il mio pensiero. Secondo me sarebbe perfetto De Rossi alla Fiorentina. Fatemi sapere cosa ne pensate di De Rossi, voi, se vi piacerebbe alla Fiorentina, oppure ovviamente i romanisti no, non lo vorrebbero vedere in Italia, lo vorrebbero vedere in Cina, all'Australia, a tutte le parti del mondo, basta che non gioca in Italia, perché non lo possono vedere oltre alla maglia della Roma con un'altra maglia. Questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Passiamo alla Lazio. La Lazio è su Lazzari, a un passo la contropartita per la SPAL. È Murgia. La Lazio è sempre più vicina a Lazzari, esterno della SPAL, reduce da un'ottima stagione a Ferrara con la SPAL. Ha fatto veramente una bella stagione, è stato cercato anche inizialmente dal nostro Napoli, che poi si è fiondato su Di Lorenzo invece. Secondo me Lazzari alla Lazio vedo veramente buone cose, perché secondo me è un ottimo terzino. Ovviamente non ha riscattato Romulo, e Lazzari secondo me è un giusto terzino per la Lazio attualmente da prendere sul mercato. All'interno dell'affare rientra il cartellino di Murgia, appunto la contropartita, che da gennaio è in prestito proprio alla SPAL. Cioè farebbe riscattare Murgia alla SPAL e prenderebbe Lazzari. Secondo me sarebbe perfetto, come ho detto. Romulo non so per quale motivo non è stato riscattato, per 1 milione circa e qualcosa, veramente di poco. Secondo me Romulo andava riscattato, va bene, la società ha deciso di non riscattarlo, forse per le ultime prestazioni fatte nella Lazio. Ovviamente la Lazio aveva raggiunto il suo obiettivo, che cosa doveva fare più? Cioè hanno mollato veramente il campionato dopo la Coppa Italia vinta. E forse anche questo ci ha rimesso il giocatore. Ovviamente la colpa è di tutta la squadra, si è mollato, però magari Romulo non ha, come posso dire, non ha dato le stesse prestazioni il quale aveva dato in Coppa Italia prima di vincere il trofeo e tutt'altro. Nelle ultime prestazioni magari è calato e tutto. La Lazio ha deciso di non riscattarlo. Secondo me è uno sbaglio questo. Ma partiamo invece sul fatto che Murgia lo fa restare alla SPAL. Secondo me rientra in un grande affare, perché facendo una contropartita Murgia alla SPAL e prendersi Lazzari, secondo me la Lazio guadagna, perché la Lazio prende un buon terzino,
un terzino che sa saltare l'uomo, sa spingere, cross anche molto bene. Secondo me farebbe un ottimo affare questo della Lazio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Lazzari alla Lazio. Ancora non è fatta, però le parti sono molto vicine. Ci sarebbe l'accordo, penso, con il giocatore, devono solo limare qualche dettaglio, però le parti sono molto molto vicine. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video e soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napuliello87. Buonanotte a tutti da Napuliello87 e forza Napalès!